Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno, ecco le notizie di oggi, lunedì 23 marzo 2026, in questa nuova edizione del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Referendum giustizia, affluenza record. I cittadini vanno a votare. Il paese reale risponde. Il sì corre. Pontida dice addio a Bossi. Il fondatore, il popolo, le radici. Una storia che non finisce. Hormuz, colpo di scena. Trump tratta con Teheran. Attacchi sospesi per 5 giorni. La partita cambia forma, non sostanza. Poste lancia l'offerta su TIM. 10 miliardi e 800 milioni. Lo Stato entra in rete. La sovranità digitale non è uno slogan. Decreto sicurezza in Senato. Terrorismo, tratta, indagini. Lo Stato non arretra. Made in Italy sotto esame. Mercosur, filiere a rischio. Difendere la tavola è difendere il paese. Questi sono i fatti. Adesso ve li raccontiamo. Giustizia. L'Italia vota. Affluenza alta. Sì, in corsa. La giustizia torna nelle mani dei cittadini. E già questo è il primo fatto politico. Alle 11 di sera l'affluenza era al 46,07%, dato altissimo per un referendum di questo tipo, con le urne riaperte fino alle 15. Il tema non è rimasto chiuso nei palazzi o nei talk show. È uscito, ha camminato nelle città, ha parlato soprattutto al nord produttivo. Il punto è politico e civile. Da una parte il paese reale, che chiede regole più pulite, separazione delle carriere, un giudice davvero terzo. Dall'altra il fortino di chi difende rendite e spartizioni. Oggi si vota sulla giustizia, ma in controluce si vota su chi deve contare davvero, i cittadini oppure le oligarchie di sistema. Pontida abbraccia Bossi. Libertà, popolo, continuità. Pontida ha salutato Umberto Bossi come si salutano i fondatori veri, con il popolo, le bandiere, la memoria viva. Il grido libertà, il va pensiero, le camicie verdi, i vertici del centrodestra accanto alla base storica. Bossi va raccontato per quello che è stato, l'uomo che ha portato nella politica italiana territori, lavoro, autonomia, orgoglio del Nord. Certo, i giornaloni mainstream hanno provato a creare una narrazione mediatica che riducesse Pontida a una conta su Salvini, usando un piccolo gruppo di contestatori, isolato con grande dignità dalle centinaia di persone radunate per rendere vero omaggio al fondatore Umberto Bossi, come se fosse il popolo leghista. Ma la Lega di oggi si presenta come erede di quella radice. Bossi non è un reperto. È una storia che continua e si evolve, ottenendo risultati che in origine erano solo grandi sogni. Hormuz, Trump dialogo aperto con l'Iran. Attacchi sospesi, Starmer allineato. Colpo di scena sul dossier Iran. Dopo giorni di tensione durissima sullo stretto di Hormuz, con un ultimatum a Teheran e la minaccia concreta di attacchi alle infrastrutture energetiche, Trump annuncia una svolta. Conversazioni molto buone e produttive con l'Iran nelle ultime 48 ore e l'ordine al Dipartimento della Guerra di sospendere per 5 giorni qualsiasi attacco militare contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane. La mano tesa dunque, ma con il pugno ancora in vista. Londra resta allineata, Starmer segue. Il quadro cambia forma, ma non sostanza. La pressione americana ha prodotto un movimento. E questo, per ora, è il dato politico che conta. La partita non è chiusa, è entrata in una fase nuova. Team e poste italiane, Stato in partita. Rete e sovranità digitale. Poste Italiane ha lanciato un'offerta da circa 10,8 miliardi di euro per il controllo totale di TIM, con l'obiettivo del delisting e di un'integrazione fra telecomunicazioni, dati, logistica e servizi digitali. Il punto vero è un altro. In un mondo che si gioca su reti, cloud e cybersicurezza, la sovranità industriale non è uno slogan, è una necessità.
Una risposta italiana alla frammentazione, un tentativo di riportare un asset strategico dentro una regia più forte. Non arretrare davanti a violenza, traffici e mafie. Il dovere primario delle istituzioni è proteggere le persone per bene e sostenere chi indaga. Il resto sono chiacchiere. Difesa del Made in Italy, Mercosur e filiere a rischio. Dietro i dossier di Bruxelles ci sono sempre due Italie, quella dei tavoli tecnici e quella che lavora davvero. Agricoltori, allevatori, trasformatori, territori, qualità. Il Parlamento torna sulla tutela di prodotti alimentari italiani e sulle ricadute dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur. Il rischio di concorrenza squilibrata non è una fantasia protezionista. Il tema non è chiudersi al mondo, è non svendersi. Difendere il Made in Italy significa difendere lavoro, paesaggio, identità produttiva. La sovranità comincia dalla tavola. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Giustizia, schemi rotti, il voto che può cambiare tutto. Sul referendum è saltato il copione. L'affluenza alta ha trasformato una consultazione in un passaggio di massa. Quando la partecipazione cresce così, sei davanti a un pezzo di paese che vuole contare. Il cuore del problema nasce da un sistema di correnti e spartizioni emerso nel 2019 e mai reciso. Da lì vengono la separazione delle carriere, il sorteggio, l'idea di una magistratura più terza. Se l'ANM reagisce come un soggetto politico, la domanda diventa la più netta di tutte. La giustizia appartiene alle correnti o alla nazione? Bossi, storia in piedi. Pontida, oltre la caricatura. Bossi ha costruito un popolo politico, ha dato voce a territori e lavoro. Non ideologia astratta, ma appartenenza concreta. Lavoro, radici, libertà contro il centralismo. Alcuni media hanno trasformato un piccolo gruppo di contestatori nel popolo della Lega. Ridurre tutto a una conta interna significa falsare il fatto principale. La Lega si presenta come prosecuzione della radice bossiana. Bossi entra nella storia che ispira il presente e il futuro. Londra scopre i confini, Labour e rimpatri stretti. Il Labour punta a espellere migranti respinti e criminali stranieri, riducendo un arretrato enorme di ricorsi. Obiettivo: ristabilire ordine e controllo alle frontiere. Quando immigrazione irregolare e ricorsi diventano insostenibili, anche una sinistra di governo cambia linea. Il diritto d'asilo va garantito, ma non trasformato in una macchina che non decide mai. Perfino Londra scopre che i confini non sono un pregiudizio. Sono la prima forma di serietà di uno Stato. E per oggi è tutto. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. Appuntamento come sempre a domani. Buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.